Una mostra dedicata a Rosario Livatino, l'importanza di questa iniziativa. Sì, era opportuno che la mostra, già esposta al convegno di Comunione e Liberazione di Rimini, venisse anche esposta in questa sede, che è la sede naturale, la sede in cui Rosario Livatino ha lavorato. La mostra è un messaggio e nello stesso tempo è un ricordo, è un messaggio per le nuove generazioni, affinché conoscono chi era Rosario Livatino e i valori che egli esprimeva. E è anche un ricordo perché consente appunto di rinnovare la memoria di un sacrificio che alla fine ha giovato alla comunità. Lei ha lavorato con Rosario Livatino, che ricordi ha? Qual è il ricordo più importante, più bello, più significativo? Beh, il ricordo era un amico, era affabile, discreto, leale. Come magistrato era l'esempio del magistrato così come delineato dalla Costituzione e dall'ordinamento giudiziario. Un magistrato indipendente, un magistrato incorruttibile, un magistrato inavvicinabile, un magistrato ligio solamente alla legge. Dottoressa, l'iniziativa quale messaggio intende lanciare? L'iniziativa intende presentare questa bellissima figura di Rosario Livatino, una figura che può dare molto sia dal punto di vista civile sia dal punto di vista religioso. Il messaggio è quello di una persona che ha vissuto una vita intensa, una vita in cui tutti i particolari erano curati al massimo, una vita in cui la fede permeava tutte le attività che lui faceva e può insegnare moltissimo perché il fatto di vivere la vita intensamente, di vivere ogni aspetto della vita cercando di dare il massimo è un messaggio che secondo me è bellissimo. E poi per i giovani soprattutto questo può essere un esempio veramente fulgido a mio avviso di come vivere la propria vita e la propria fede per chi ha la fortuna di averla nella maniera più piena e dando la vita per gli altri, per la comunità in cui si vive. Tino vive all'interno del Tribunale ed è bellissimo che oggi sia venuto in Tribunale, peraltro proveniente dalla Chiesa di San Giuseppe, perché questa mostra sì, ha il copyright del meeting di Rimini, ma ci è stata subconcessa dalla Curia che ne era la beneficiaria. Quindi è una sorta di miracolo che però era assolutamente giusto che avvenisse.